Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo in questa fantastica location che è una villa del Cinquecento, Villa Giulia Perassutti, per girare gli ultimi Chuck del Foscolo, ultime lettere di Jacopo Ortis, storia di due amanti infelici. La mia è una posizione del papà di Teresa, sono il signor T, il quale deve gestire una situazione economica triste e in contemporanea appunto la gestisce facendo sì che il vero amore della figlia venga defenestrato a merito di un altro amore, un altro sentimento di persona più ricca del vero suo amato. È d'obbligo ringraziare Ellen Kain, che è il regista della Veneto Film, tutto il cast, formato anche da persone più capaci di me sicuramente, e quindi niente, mi appago stando in questo gruppo della Veneto Film, che è fantastico. Buon pomeriggio a tutti, sono Angie Paronitti. Nel film La vera storia di due amanti infelici rappresento Isabellina, che è la sorella di Teresa, la ragazza di cui si è innamorata di Jacopo. Ringrazio la Veneto Film per questa opportunità, Giuliano Mozzato, e anche lo sponsor ufficiale che oggi ci ha accompagnato, della Edil Complast, e soprattutto il regista Ellen Klein. Buon pomeriggio a tutti, sono Giovanni D'Amato. Oggi abbiamo girato gli ultimi Chuck di Le ultime lettere di Jacopo Ortis, storie di due amanti infelici. Che dire, è stata un'esperienza fantastica. Io interpreto Odoardo, che è praticamente la parte antagonista della trama, perché è la persona che pretende la mano di Teresa, che però è innamorata di Jacopo, a cui appartiene il suo cuore. Odoardo però è una persona nobile, è stata promessa a Teresa dal padre, che è in difficoltà economica, e quindi farà di tutto per avere quest'amore. È stata un'esperienza fantastica, devo ringraziare veramente tutti, tutto lo staff, devo ringraziare la Veneto Film, devo ringraziare Giuliano Mozzato, devo ringraziare il fantastico regista Ellen Kain, la presidente di Veneto Film Nicoletta, grazie di cuore, e devo ringraziare anche i titolari di questa meravigliosa Villa Giulia Perassutti, che ci hanno dato l'opportunità di girare delle scene bellissime dentro questa villa e anche fuori, con una location fantastica. Voglio ringraziare anche la Edil Complast, che è stato nostro sponsor e quest'oggi ci ha guidato e ci ha accompagnato in questi fantastici Chuck. Voglio ancora ringraziare tutti gli attori veramente molto competenti, mi sono trovato veramente molto bene con loro, è stato un fantastico team e spero di trovarmi ancora per altri progetti con loro. Io sono Giuliano Mozzato, sono un attore sempre nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, anzi il titolo corretto è Storie di due amanti infelici, sono il Parini, la quale ha un incontro con Jacopo a Milano. È stato un set molto bello, molto interessante, e questa oltretutto è un'equipe, una squadra molto brava, molto preparata. La Veneto Film, devo dare adito a quello che diceva appunto anche il nostro collaboratore Alessandro Coppola, veramente è una squadra vincente. Allora, Villa Giulia Perassutti è una location meravigliosa, come lo è anche Villa Fattoretto Badoer. Io la consiglio a tutti anche per le vostre feste private, per le vostre iniziative, è un posto meraviglioso. Ci vediamo presto a set terminato, quindi andremo in onda con questo mediometraggio che appunto si chiama Storie di due amanti infelici. Con l'occasione ringrazio Nicoletta Nebi, la presidente di Veneto Film, che ha collaborato in prima persona con me, con Giuliano Mozzato, produzioni cinematografiche, Ellen Kain, il regista, molto, molto attento, molto accorto, un professionista veramente serio e molto preparato. Grande ringraziamento anche lo devo alla Edil Complast, che ci ha sponsorizzato tutto dall'inizio di questo nostro percorso, che come ben sapete chi fa cinema ci vuole anche la gente buona che ci dà una mano, che contribuisce un po' ad aiutare queste produzioni
noi che in questi anni siamo piuttosto fermi, perché ormai i fondi per il cinema vengono messi forse in ultima fila, però grazie a questi sponsor che ci aiutano a favorire, a terminare i nostri progetti. Un salutone a tutti, ciao!